non perde dal 17 ottobre contro il Conegliano. L'ultima vittoria tiene la squadra di Marotta in lotta playoff. La Belbotea Arena arriva al Miti, reduce da una vittoria. Da Udino Baggio per Roblox, buon futsal con Infinity Godego, Miti Vicinalis. Tenza affidata agli ospiti del Miti Vicinalis è iniziata ufficialmente. Infinity alla verso Giata che non ci arriva, la tocca Baldassar ma non basta, quindi in bareca ancora Giata. Puntare Giata, ruleta, Giata ha lo spazio per concludere, non la vede partire l'estremo difensore del Miti Vicinalis. Rimessa lunga, cercato Giata dalla parte opposta, Giata oltrepassa la metà campo, Giata arriva fino al limite dell'area col sinistro. Cardellicchio, Otero, vicino a lui sulla destra anche Cescon, Otero, gran palla in verticale, lo scarico proprio per il capitano che mette a segno l'1-1. 5 minuti, è già accesa la sfida alla Belbotea. Barek, Giata, Giata serpentina, classica di Giata, l'avevo vista dentro. Wally va verso Giata, sbaglia, il passaggio è troppo leggero, quindi ne può approfittare Peruzzetto dal limite, andare in contropiede e fare male. 2 contro 2, Medina, Giata, c'è dentro ancora Medina, Giata va con il tocco sotto. Otero cerca di passare in mezzo a 2, serie di rimpalli con Barek, alla fine Cescon, la sterzata di Cescon dal limite, la palla passa e in qualche modo si infila alle spalle il numero 12 Prosdocimi, in vantaggio il Miti Vicinalis. Otero guarda dall'altra parte, Peruzzetto, contromovimento, la palla è buona, Peruzzetto, Prosdocimi. Fischal, andare in contropiede, l'Infinity Godego, Fischal attende, a destra c'è Giata, a sinistra Wally, a rimorchio per Giata, che si stacca, azione da manuale dell'Infinity Godego, che esegue alla perfezione questo contropiede. Rivivi, riguarda, osserva, analizza le tue giocate attraverso le mix card di Roblox. Trovate sempre tutte le informazioni nel link in descrizione. Palla di Cescon, a cercare Buriola che si coordina, trova l'avversario, quindi c'è il calcio d'angolo. Miti Vicinalis, proprio Cescon, il contromovimento, la palla è per il 9, Medina, altro corner Miti, sempre Cescon, la palla fuori, per il sinistro di Cardellicchio, golasso di Rocco Cardellicchio, nuovo vantaggio Miti Vicinalis, magia del numero 5, perde questo pallone quindi può andare in contropiede la squadra di mister Roberto Del Negro, con Baldassar che serve a sinistra, Buriola, dentro per il tap-in, semplice, il tocco del classe 2005, numero 20, Edoardo Peruzzetto, vale il doppio vantaggio Miti Vicinalis. Palla per Buriola, sale Nicolini, Buriola si appoggia a De Crescenzo che va lungo a cercare Zanchetta, la domestica, Medina rilancia! È incredibile cosa è successo! Nel tentativo di Medina di rilanciare questo pallone ha trovato la gamba di Zanchetta e quindi il gol. C'è Medina a dare lo scarico, anche Wally dall'altra parte, proprio per il 7 questa palla, deviazione Fischal! Wally che ci arriva per primo, perde il possesso l'Infinity Godego, Cescon manda Peruzzetto, Prosdocimi, De Crescenzo pronto al rilancio, il tocco per Otero addosso a Fischal che ci crede, errore imperdonabile della difesa del Miti Vicinalis, accorcia l'Infinity Godego con Salifu Fischal. Nicolini dietro da Wally che può manovrare a sinistra, che però sceglie di puntare. Wally si crea lo spazio, rasoiata col rincorsa del capitano, parte Giata con il destro e adesso è sotto di un solo gol, si riaccende ufficialmente l'incontro alla Belbotea. Fischal cerca di andare in mezzo, Buriola il controllo, resiste con il fisico, poi va direttamente in porta, Wally con il ginocchio, con la coscia, se la butta in porta e quindi consegna nuovamente il doppio vantaggio. Medina, Nicolini a destra, manca poco alla fine, Nicolini pesca Giata da solo e Giata la mette lì sotto il 7, al tempo di stoppare e girarsi. Wally all'ultimo respiro, può andare solo lungo per riacciuffare questo incontro. Daniel Wally, il rilancio, Giata, il tocco con la rovesciata e Salifu Fischal ne approfitta e la butta in porta, pareggia l'Infinity Godego all'ultimo respiro, al cardiopalma. Allo scarico dietro, Otero ci prova di prima intenzione, non passa questo pallone sopra le braccia di Davide Prosdocimi, così come non passa al Miti Vicinalis alla Belbotea Arena, perché l'Infinity Godego ci crede fino all'ultimo respiro e proprio all'ultimo secondo, nell'ultimo istante di partita la riacciuffa 6-6.